Stamani, quando il sole illuminava ogni angolo del castello, la paura mi ha abbandonato. Devo agire finché ho in me il coraggio della luce del giorno. Non ho mai visto il conte alla luce del giorno. Dorme quando gli altri sono svegli. Lo spettacolo di Dracula è stato pensato 2 anni fa, quando c'è stato l'anniversario di Bram Stoker, e abbiamo voluto fare una riduzione teatrale perché questo personaggio affascina veramente tutti, al giorno d'oggi ancora ha un grandissimo successo, credo che abbia veramente contaminato un po' tutte le arti e quindi mi affascinava molto appunto metterlo in scena. In questa location credo che ci sarà anche veramente lo spirito giusto, ci saranno anche dei veri pipistrelli che voleranno sulle teste degli spettatori, oltre naturalmente a un bosco che può rappresentare le nostre paure e quindi naturalmente ancora una volta penso che sia una location perfetta. E adesso a nanna, Lucy. È tardi. Oh no, Mina, parliamo ancora, ti prego. Non hai voglia di dormire? No, ho paura. Paura di dormire? Che c'è, Lucy? Come mai? Dormire è bellissimo. Non diresti così se fossi al mio posto. Se il sonno fosse anche per te un presagio di orrore. Ci troviamo in un luogo importante non solo per il Parco del Mincio, che ha il piacere di custodirlo, di fare qui molte delle proprie attività, ma per tutto il territorio mantovano. Il Parco delle Bertone, che custodisce tesori importanti, ha stretto contatto con la natura, e questo un po' è simbolico anche della funzione che ha il parco: conservare la natura ma renderla anche fonte di vita e un luogo da vivere, un luogo dove fare comunità. Quest'anno Estate alle Bertone, il programma artistico e culturale del parco, coincide anche con il 30° anniversario della nascita del parco stesso. È un momento importante, è un momento nel quale godere di alcune proposte artistiche e culturali di rilievo per conservare anche i tesori di questo territorio e renderli fruibili alla comunità, affinché possano essere luogo di incontro e anche luogo di salute e di futuro in mezzo alla natura. Amici di Palazzo Te dei Musei Mantovani è giunta al 3° anno di gestione appunto delle aperture domenicali o festive e per quanto riguarda anche appunto le aperture serali. Da quest'anno abbiamo pensato di avviare una ulteriore valorizzazione del parco, prendendo noi in carico la gestione del bar, di questo Ginkgo Garden Bar, al quale abbiamo aggiunto un aggettivo caratterizzante piuttosto importante, che è il bio. Cioè ci siamo resi conto che in un contesto naturalistico di questa e di rara bellezza di questa caratura dovevamo in qualche modo essere filologici. E se non farlo appunto con i prodotti biologici o comunque i prodotti più intimamente legati alla terra, alla nostra terra, e della grande qualità. È grazie a te, pubblico docile e mansueto, che questa sera ti sei lasciato mordere sul collo.